Se sentite freddo è perché ce n'è e ce n'è tanto. Prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi. Notti di ghiaccio, Misurina ha toccato i meno 31 gradi. Debacle dei treni. Ieri anche molti bellunesi hanno fatto i conti con le difficoltà grosse che si sono verificate soprattutto in pianura e le ripercussioni ovviamente su tutta la rete ferroviaria. L'intera provincia va sotto zero, però non è soltanto freddo, c'è anche neve. Frassenè, che negli anni scorsi forse aveva risentito del fatto di essere magari non in zona neve come altre località più alte delle Dolomiti più settentrionali, a Frassenè, quindi nel Basso Gordino, quasi 80 centimetri di neve. I convogli, tornando ai treni, per Padova e Venezia accumulano oltre 2 ore di ritardo. È arrivato il grande freddo con le minime sotto lo zero in tutta la provincia di Belluno. La rete ARPAV ha registrato fino a meno 12 gradi a Cortina, meno 14 a Falcade. Al Paludetto di Misurina il termometro è crollato fino oltre la tacca di meno 31. Ghiaccio che ha mandato in tilt il sistema ferroviario regionale con una decina di convogli in partenza e in arrivo dal Bellunese, che ha fatto segnare ritardi di ore e ore o cancellazioni. Fino a 140 minuti persi lungo i binari che collegano Belluno a Padova e a Venezia. RFI, la rete ferroviaria, sostiene che sia stato effetto diretto del repentino abbassamento delle temperature. Non è riuscita però a rabbonire i pendolari, evidentemente imbufaliti, perché questi ritardi ovviamente fanno saltare ogni possibilità di rispetto degli impegni presi. Non sono i 10 minuti, un quarto d'ora, qua si parla di ore di ritardo, e per i pendolari questo diventa ovviamente intollerabile. Dunque abbiamo cominciato così col freddo. La rassegna stampa di oggi di Radio Piave in blu, oggi che è martedì 13 dicembre, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, e io, Luigi Guglielmi, vi auguro una buona giornata. Adesso, prima di andare ad approfondire qualcosa di più sul tema del freddo, faccio un inciso. Ieri c'era sui giornali la notizia degli ottimi numeri dell'associazione dei donatori di sangue di Querovas. È momento di bilanci. Tra le varie associazioni che vedono un po' come è andata l'annata ci sono appunto quelle dei donatori di sangue. Bene, vorrei solo spendere una parola di gratitudine per quello che fanno queste associazioni, e anche di invito per chi ha la possibilità di avvicinarsi a queste realtà dei donatori di sangue, perché la provincia di Belluno resta un esempio in Italia proprio per questo tipo di generosità, che è fondamentale, perché la sanità alla fine, non ce lo diciamo quasi mai, si basa proprio sulla disponibilità del sangue che viene offerto dai donatori. Quindi bravissimi, consentitemi questo spot sotto le feste, così insomma, per invitarci tutti insomma ad essere vicini a quello che queste associazioni in particolare fanno. Bene, chiusa la parentesi, Belluno, provincia nella morsa del gelo, record a Misurina meno 31,8, arrotondando sarebbe un 32, insomma. Temperature ben al di sotto dello zero ovunque. A Falcade, il paese più freddo, meno 14, la neve è caduta abbondantemente in Agordino, a Frassenè 76 centimetri. Perché appunto la temperatura di Misurina è stata raccolta a Paludetto di Misurina. Qui Frassenè si parla del Falcade, no? Il paese più freddo, intendendo proprio il centro abitato, sede comunale. Insomma, credo che l'intento dei giornalisti che hanno titolato così fosse di fare questo tipo di chiarimento. Allora, in questo articolo che trovate a pagina 15 trovate tutti i dati di molti comuni della nostra provincia, quindi se siete curiosi di saperne di più dovete acquistare il Corriere delle Alpi, appunto, dove si danno più dati, no? Paludetto siamo a 2000 metri, quindi abbiamo detto un po' più in su, ai 3256 metri di Punta Rocca sulla Marmolada c'erano più 6 gradi di differenza, ma in meno, cioè insomma un po' complicato il ragionamento, in sostanza faceva meno 25 sulla Marmolada, vuol dire che a 3000 metri si è registrata una temperatura
temperatura meno bassa di quella dei 2000 di Misurina, meno 13 a Santo Stefano comunque, non uno scherzo. Val Visdende di meno 18,8, Cimabanche meno 22, Falcade appunto meno 14, come abbiamo detto, quasi da record se confrontate con gli ultimi 35 anni. Record della neve ce l'hai là dove non immagini, 76 cm a Malgalosca, 1735 metri sopra Falcade, ma Col dei Baldi all'ombra del Civetta, dopo aver patito qualche penuria, finalmente sorride con 68 cm, una via di mezzo ai Monti Alti di Ornella 74, Ravalles, Cortina deve accontentarsi, diciamo così, di 55 cm, che sono ottimi, così come il Falzarego, dove appunto abbiamo la stessa mezzo metro. Insomma, a Cortina la Coltre Bianca è di 17 cm, a Padola 15, a Oronzo 8, Pieve di Cadore solo 3 cm, ma il paese è bianco, ad Araba 30, Falcade come cittadina osserva tutti dall'alto con i suoi 35 cm, niente male in paese. Quindi dunque il Nevegal prepara le piste, 26 cm in Faverghera, in Cansiglio ce ne sono 28, insomma ci sono tutti i dati, ripeto, siamo a pagina 15 del Corriere delle Alpi, che nella parte bassa riferisce invece dei disagi per i pendolari, ghiaccio sulle linee, la Caporetto dei treni per Venezia e Padova, 2 ore di ritardo, in provincia va KO una decina di convogli, problemi gravi in tutta la regione, le proteste dei pendolari che sono rimasti a terra. Torniamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, l'apertura, ma è l'apertura su tutti i giornali, riguarda il vergognoso scandalo delle mazzette pagate probabilmente dal Qatar ad alcuni eurodeputati o ex eurodeputati, in prima fila ci sono italiani, perché il Parlamento, l'Unione Europea assumesse atteggiamenti di favore verso quegli stessi paesi. Ora, come sempre ricordiamoci, sono indagini in corso, bisogna aspettare i processi, però la flagranza che ha visto, che ha interessato, la flagranza di reato che ha interessato alcuni di questi deputati, che sono stati per questo arrestati, andando senza badare all'immunità parlamentare, perché quando c'è flagranza non vale l'immunità parlamentare, che ha portato al decadimento dei ruoli anche di questi parlamentari. Ecco, questo sembra proprio deporre già per il fatto che ci sia una sostanza, insomma, una sostanza gravissima. Parlamento, Unione Europea, arriva in Veneto lo scandalo delle tangenti, perché è stato perquisito lo studio dello iesolano Zoggia e di un assistente di Moretti. Perché? Perché bene o male questi parlamentari veneti, area PD, perché stiamo parlando di questo scandalo, coinvolge, travolge, se vogliamo, l'area del PD. Ecco, questi parlamentari bene o male erano collegati a Panzeri e ai suoi assistenti. Panzeri, altro PD, lombardo, eurodeputato, ex eurodeputato. Gli inquirenti non hanno esplicitato che si tratti del Qatar, ma molti indizi fanno pensare che sia così. Paga questo Stato, avrebbe pagato con mazzette da milionarie una serie di eurodeputati e addetti comunque all'Europa, perché nascondessero per esempio il problema di come è stato gestito il lavoro in Qatar. Adesso nella preparazione ai mondiali sapete che ci sono stati moltissimi morti nei cantieri che sono stati allestiti in fretta e furia per realizzare gli stadi, e succedeva magari che in Parlamento europeo si lodasse l'attenzione al lavoro da parte del Qatar, no? Quindi evitando magari delle censure. Ecco, questo tema porta a delle conseguenze. Per esempio, la Presidente del Parlamento europeo ha parlato di democrazia sotto attacco. Le sedute del Parlamento europeo sono state completamente ribaltate per andare a toccare questo tema della corruzione, che è entrata direttamente nel Parlamento europeo. L'inchiesta sulle tangenti di Doha al vaglio dell'Assemblea di Strasburgo, giovedì si voterà una risoluzione, Tajani
responsabilità personali, non dell'istituzione, Orbán, e poi dicono della corruzione in Ungheria. Ecco, purtroppo queste sono cose che fanno estremamente male alla reputazione anche dell'istituzione Parlamento europeo, e purtroppo gli italiani e italiani del PD sono in prima linea nell'aver combinato questo guaio. Pare, adesso vedremo le indagini, però ripeto, le prove sono pesanti. The Italian Job, dice il titolo di pagina 3, le indagini tra il nostro paese e il Belgio per ricostruire i legami della cricca di Panzeri, che avrebbe dovuto tenere, mi pare, oggi una conferenza voluta dall'Università di Venezia, a Venezia, con un altro arrestato friulano per parlare di pace in Ucraina, magari con il logo sui manifesti della ONG fondata proprio da Panzeri, e sono tutte coperture di facciata rispetto a un'attività legata alla corruzione che sarebbe pesante visto il giro di soldi. Ci metto il condizionale. Sigilli agli uffici degli assistenti di Moretti e Cozzolino, 4 deputati socialisti fanno un passo indietro, ci sono i nomi, perché si sono dimessi dalle loro cariche per rispetto verso l'indagine in corso e di fronte così alla vergogna di quello che si profila. Nuove perquisizioni per Panzeri, sequestrati altri 17.000 euro cash, oltre a orologi, cellulari e computer, quest'uomo che era stato alla guida della CGIL in Lombardia, se non sbaglio. Spunta il filone veneto, cellulari e PC sequestrati, parla Zanonato, che è stato europarlamentare, dice sempre serio e corretto, io su Zoggia ci metterei davvero la mano sul fuoco. Zoggia è rimasto senza telefono ma con la paura di finire di nuovo nel tritacarne di un'inchiesta, e si parla dell'assistente di Alessandra Moretti, dal giornale di Merate all'Europarlamento, si chiama Francesca Garbagnati. Insomma, capite, un bel terremoto che vedremo quali conseguenze porterà alla fine. Però è una pagina sinceramente molto brutta di questa fase, e credo che per la sinistra sarà molto difficile gestire tutto quanto sta accadendo, anche se già si parla, se Tajani, che non è di sinistra, parla di responsabilità personali e non dell'istituzione. Benissimo, giusto, giustissimo, certo che nei partiti bisognerà fare un po' di ragionamenti. Calderoli, giornata internazionale della montagna celebrata domenica scorsa, c'è stato il convegno di Edolo. Calderoli, il ministro, blinda la legge pro montagna, c'è 1 miliardo. E quanto bisogno c'era di queste parole, perché il disegno di legge portato avanti con la ministra Gelmini nel precedente governo Draghi, poi caduto, il disegno di legge giace lì. C'è la possibilità che alcune parti vengano scorporate, per esempio l'articolo 17 sui crediti di carbonio, e l'onorevole De Carlo ne ha parlato a Edolo. L'articolo 17 sui crediti del carbonio potrebbe essere anche scorporato dalla legge per la montagna e messo nella finanziaria, come già vi abbiamo detto sull'Amico del Popolo, nell'intervista che abbiamo proposto l'altro giorno, l'avete vista forse su www.amicodelpopolo.it e sui nostri social, a Paolo Doglioni, presidente Camera del Confcommercio di Belluno, e Francesco De Bettin, che ha ideato quel provvedimento sui crediti di carbonio. Calderoli, pagina 17, blinda la legge sulla montagna, sul piatto 1 miliardo in 5 anni. Celebrata a Edolo la giornata internazionale da definire il concetto di montanità, ma il PD invita a non perdere tempo. Su questo tema ieri c'è stato anche un comunicato stampa di Confindustria che invita a fare, e a fare presto. Qui c'è il titolo: Berton, subito un differenziale montano per le maggiori spese energetiche sostenute. La numero 1 di Confindustria Belluno: basta filosofia, servono norme e strumenti. I titoli, vi leggo solo i titoletti in cui è spezzato, dei paragrafi in cui è spezzato l'articolo di Francesco Dalmasse: il convegno Unimont, Edolo in provincia di Brescia, l'impegno di Calderoli, da parte mia ribadisco l'impegno a presentare una legge sulla montagna che sia di iniziativa governativa. Vediamo cosa verrà salvato di tutto il lavoro fatto fin qui con il ministro Gelmini. Chi è montano? Si pone anche un nodo storico da sciogliere, la definizione di montanità. I fondi di Calderoli, altro titolo, servizi ecosistemici, disegno di legge del PD, per dire come ci sia movimento su questa area. Lascio per ultimo, e vi leggo solo questo, il breve paragrafo riferito a quello che ha detto a Edolo il senatore De Carlo, che è il nostro unico parlamentare bellunese. De
Carlo si è detto d'accordo sulla definizione di montanità per aggiungere che le indispensabili premialità devono privilegiare i territori davvero disagiati, che rischiano la desertificazione, valli intere entro 10 anni, è la previsione di Borghi. Da qui il passaggio di De Carlo, definito indispensabile e urgente, dell'approvazione in finanziaria dei crediti di carbonio. Ecco, bisognerà vedere se questa mossa riesce oppure, come spessissimo succede, se si ferma questo progetto di inserimento del tema dei crediti di carbonio dentro la finanziaria, potrebbe anche arrestarsi, diciamo, sappiamo com'è, perché se si parla di una legge complessiva che viene avanti può darsi che si fermi tutto un'altra volta, però poi non sai mai se le leggi complessive si fanno davvero, quindi insomma sappiamo come va. Belluno, le opere del Fulcis aggredite dai funghi, scatta la bonifica, dove nel deposito del museo bellunese dipinti e sculture lignee si stanno deteriorando. Per la presenza dei funghi è stata decisa questa azione di risanamento. Valle del Biois, traliccio travolto da una frana a Falcade, sono stati portati i generatori perché la corrente è andata via. Carabinieri, sicurezza per gli operai edili, multe a 2 cantieri e 2 cantieri sospesi, stop ai lavori di un albergo in Ampezzo, stessa sorte per un cantiere privato nel Feltrino. E così mi viene un'associazione appunto con i controlli che sono mancati, il mancato rispetto per le persone che si è verificato in Qatar proprio per la realizzazione degli stadi dei mondiali. Qui da noi avremo anche tanta burocrazia, tanti controlli, però dopo sappiamo che se no si piangono i morti, no? Succede così. Volano gli azzurrini del curling, oggi con la Cina la finale mondiale, ma volevo farvi vedere almeno qualcosa della prima pagina del Gazzettino e andiamo subito al fascicolo di Belluno. Curling, mondiali juniores, Ucraina e Turchia battute, l'Italia si gioca l'oro con la Cina, è il titolo sulla stessa cosa di cui abbiamo detto un attimo fa dal Corriere delle Alpi. Letteratura, il concorso ABM, i 10 finalisti, sabato saranno comunicati i vincitori. Il meteo, termometro in picchiata a Misurina, toccati, qui risulta meno 32, invece sembra che siano di più. Ma insomma Di Bona è ben informato, sappiamo insomma che è stato abbiamo detto che 31,8, sì giusto, uguale, meno 32 gradi a Misurina. Il titolone di apertura: più servizi per salvare la fiera. Pozza, presidente della Camera di Commercio, indica la strada per rendere competitivo il polo fieristico di Longarone. Inutile avere una bella mostra se poi non si trova un bar. L'idea di Padrin: creare un'alleanza olimpica con Milano. Vedremo cosa salta fuori. Negozi e cantieri senza sicurezza, scattano 18 multe, l'articolo che trovate anche il tema che trovate anche sul Corriere delle Alpi. Agordo, perdite d'acqua, nessuno legge le proteste. Limana, Eptacostan, sciopero contro la manovra. Feltre, a novembre il fatturato cresce del 27%, parliamo di Clivet, pensate, 27%. Lavoro e spopolamento, brutta, crolla la qualità della vita. C'è molto approfondimento su questo sul Gazzettino, è la solita indagine del Sole 24 Ore, con Belluno che finisce al 35° posto, eravamo tra i primi, vi ricordate, per anni. Lavoro e spopolamento, crolla la nostra qualità della vita, risulta crollata. Non vi leggo di più, ma trovate, ripeto, approfondimenti a pagina 5 sul Gazzettino di Belluno. Padrin e De Pellegrin sulla stessa linea: serve una legge per aiutare la montagna, è in fondo il tema, no? Legato alla giornata nazionale della montagna. Chiudo con questa notizia questa bella foto di neve e di freddo, ma c'è uno stadio del ghiaccio all'aperto come una volta, con i giocatori in campo, le mazze da hockey, festa sul ghiaccio, Cortina e Alleghe contro Zoldo e Cadore, hockey, sfida spettacolo tra i ragazzi di 4 valli. Una squadra mista composta da giovani del Cortina e dell'Alleghe e l'altra da coetanei di Zoldo e Cadore. Il campo da hockey di Soccampo in Zoldo
e tanto entusiasmo. Così l'inedito derby delle Quattro Valli vinto da Ampezzani e Agordini. Bellissimo, meno male che ci provano i ragazzi a unire le nostre vallate separate dalla natura, ma separate anche dai nostri tristissimi campanilismi. Con questo mi fermo, grazie a tutti, grazie per averci seguito, buona giornata, buon martedì 13 dicembre da Luigi Guglielmi.